servizio. Dunque la prima battuta sarà per gli ospiti. Si comincia subito pesante, palla molto vicina alla linea di fondo. Attenzione anche al servizio di Keita. Riceve bene. Guardi Ramon e Alessandro Micheletto pianta un chiodo nella linea dei 3 metri. In fondo al campo, giusta l'idea di Ramon. E finisce così il primo set, 25 Trento, 20 Verona. Per Verona stavo cercando gli errori totali. Ace 2 per Litas e 1 per la Rana. Si ricomincia ancora con un errore. Ramon 3 per Teofor, 2 per Bella Barta e 2 per Flavio, 1 per Riccardo Sbertoli. Dalla parte opposta sono 3 per Keita, Vitelli e Darlan. Ovviamente, visto che non ha più tempi, cerca di trovare delle chiavi che possano almeno cambiare il ritmo della partita. Darlan in ricezione. Fischi che arrivano ancora per Darlan al servizio. Mamma mia, tira forte, fortissimo. Grande Laurenzano, una ricezione lunga, poi è andato a salvare un pallone incredibile. Spunta però dalla seconda linea. In questo caso obiettivo, che è quello che stanno cercando di fare, ma stanno veramente arrivando delle sassate, tenere la palla alta, staccando la rete. Niente da fare per Verona, 10% per Verona, 20% per Trento. Infatti stiamo vedendo un po' più gioco al centro per via degli errori e anche delle ricezioni molto distanti da rete. Ecco, invece questo, iniziamo con un primo tempo. Anche lui confermato in campo da Mister Soli. Appoggia questo pallone. Bella Barta all'indietro per Teofor, forse poteva fare qualcosa di più Trento in copertura. Pallone che pesa questo nelle mani di Bella Barta, non può sbagliare. Mamma mia, tira forte, senza paura il rumeno. No, e poi niente da fare. Ottimo attacco per i due schiacciatori della Rana Verona nel terzo set. Si comincia invece con il muro di Flavio. La squadra ospite con Keita a servizio. Bravo Laurenzano. Dalla seconda linea la pipe di Bristot che non passa, ci prova Bella Barta ma arriva al muro di Christensen. Di Trento con un 33%, che effettivamente è una percentuale un po' bassina. Attenzione, intanto inizia Darlan con un ace. Comunque Riccardo Sbertoli al servizio per Trento. Cerca Sani. Buono pure il contenimento di Trento. Trento può rigiocare, arriva Flavio, mescola le carte Soli per questo finale. 14-12, potenziale punto della vittoria. Ricezione di Laurenzano. Flavio, il suo portoricano, passaporto americano, che va a sbagliare il servizio. Festeggia la Rana Verona. Festeggia. Richiama l'attenzione l'arbitro. Avrebbe spugnato, lasciamo ancora un minimo di condizionale in attesa della conferma del video check. Per la prima volta arriva la conferma e spugna per la prima volta la BTS Arena con un recupero incredibile. Sotto 2-0 è riuscita a portare la partita al tie break e a vincerla 15-13.